Il presidente della regione siciliana Schifani ha visitato a Carini lo stabilimento produttivo della Homer insieme al vice ministro delle infrastrutture e della mobilità Edoardo Rixi. Ad accoglierli Giuseppe Russello, amministratore delegato dell'azienda, considerata tra le più grandi realtà manifatturiere della Sicilia, specializzata nel settore degli arredi interni e della componentistica per i mezzi di trasporto ferroviario. La Homer ha realizzato anche gli interni dei treni POP acquistati dalla regione siciliana con i fondi europei. Alla visita erano presenti l'eurodeputata Annalisa Tardino, il presidente di Confindustria Sicilia Albanese, il presidente di RFI Dario Lobosco, l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Corradi, il direttore generale della Fondazione delle Ferrovie dello Stato italiane Luigi Cantamessa e Paolo Barletta, CEO di Arsenale, azienda che opera nel settore del turismo e dell'hospitality. Una realtà produttiva come la Homer, ha affermato il presidente Schifani, dimostra che anche in Sicilia è possibile operare a livelli industriali competitivi in tutta Europa. Il governo regionale, attraverso gli assessorati dell'economia e delle attività produttive, ha reperito i fondi per riqualificare la zona industriale di Carini, renderla più efficiente per le imprese, per favorire nuovi investimenti. L'attrattività del nostro territorio passa soprattutto dalla dotazione infrastrutturale, dai servizi alle aziende, e la collaborazione e il dialogo fra gli imprenditori e le istituzioni è la chiave per rilanciare l'economia produttiva della Sicilia. Questo quanto affermato dal presidente Schifani.